Prefetti del Veneto e aziende uniti contro i tentativi della criminalità, in particolare da parte della mafia, di infiltrarsi negli appalti. Il pericolo c'è anche a nord-est, come testimoniano le inchieste della magistratura delle ultime settimane, che hanno coinvolto aziende e pubbliche amministrazioni. Ecco allora che imprese private, come Enel e pochi mesi fa la Fincantieri di Marghera, firmano un protocollo che le impegna ad acquisire la documentazione antimafia, anche se non obbligatoria, per gli appalti di importo superiore a 150.000 euro. Vincoliamo le aziende che andranno a contrattare con Enel ad avere controlli in loco nei cantieri da parte delle forze dell'ordine, e non solo delle forze dell'ordine ma anche dell'ispettorato del lavoro e quant'altro, perché la nostra finalità non è solo quella di prevenzione antimafia ma di prevenzione in genere di forme illegali. Il pericolo in Veneto c'è, ecco perché l'idea dei prefetti è che dopo la conclusione delle indagini ci sia sempre una serie di accertamenti e ispezioni da allargare a macchia d'olio per garantire la massima legalità. Due le strade da seguire, quella della prevenzione, con controlli rigorosi sui documenti amministrativi, e quella della repressione, affidata alle forze dell'ordine. Il Veneto è a rischio perché finora è stato abbastanza al riparo da certe forme di infiltrazioni e soprattutto perché, usando le virgolette, è una regione ancora ricca. Io ho sempre detto che in Veneto il rischio c'è, il pericolo c'è, perché è un territorio appetibile, perché è un'economia appetibile dalle mafie, che sono nient'altro che imprese criminali, ma imprese. E però ho anche detto che c'è un'attenzione che è costante ed è affidata a forze dell'ordine. Sul piano pratico le aziende si impegnano con le prefetture ad aumentare la vigilanza all'interno dei loro cantieri, ad informarsi sulle imprese che vincono gli appalti e a contrastare i furti, il lavoro nero e naturalmente la corruzione. Non ci limitiamo solamente alla prevenzione della criminalità mafiosa, ma andremo a cogliere anche, se ci sono, i segnali di una presenza comunque criminosa. Dicevo prima il fenomeno del lavoro nero, il fenomeno anche della corruzione.